È un fenomeno che si fa fatica a debellare, è un fenomeno che vediamo continuamente e riusciamo a contenerlo, questo sì, con i serali che facciamo fare alla nostra polizia locale, con le forze dell'ordine, riusciamo a contenere il fenomeno. È un tema che ritorna, anzi non se n'è mai andato, quello della prostituzione lungo l'asse del Terraglio, dove periodicamente si susseguono ordinanze e controlli, soprattutto dei comuni, ma, dice il sindaco di Mogliano, occorre fare molto di più. Servono assolutamente queste misure di multe per chi appunto contratta, multe per le prostitute, ma serve fare un'azione anche a monte, dobbiamo cambiare la nostra cultura, dobbiamo capire che queste donne sono oggetto di sfruttamento e sono quasi schiave, schiavizzate e quindi assolutamente dobbiamo impedire che questo fenomeno avvenga e non dobbiamo assolutamente alimentarlo. Svolta culturale che più in generale deve riguardare tutti e tutte le generazioni contro la violenza di genere. Tante le donne che chiedono aiuto anche in municipio, a sua volta sempre in contatto con la vicina stazione dei Carabinieri, dove sono in arrivo novità. Abbiamo anche da poco realizzato e fra poco inaugureremo una stanza tutta per sé presso la nostra stazione dei Carabinieri qui a Mogliano. Abbiamo preparato un luogo confortevole, insomma, dove le donne possono denunciare le violenze subite e questa stanza avrà naturalmente la presenza di carabinieri donna e ne abbiamo 3 qui a Mogliano.